ospitare una gara che porta in città oltre 1300 partecipanti, oltre a tutti gli accompagnatori, è un motivo di grande orgoglio. Vittorio Veneto è sempre stata città sportiva e la manifestazione di oggi, il 30° Cross della Vittoria, lo dimostra ulteriormente qualora ce ne fosse bisogno. Abbiamo premiato i giovani e gli anziani, ho avuto il piacere di premiare anche un over 80. Vuol dire che l'atletica, il cross in questo caso, avvicina le persone e è trasversale a tutte le generazioni, e questa è una grande lezione anche di civiltà oggi. È stata un'autentica e vera festa del cross, della corsa campestre. Ha vinto ancora la passione, la voglia di ben figurare, ma indipendentemente dal podio, dall'essere premiato o meno. Oltre un migliaio di atleti nel totale, tra le categorie master, giovanili e assolute, che hanno concluso questo bel programma che è iniziato alle 10:30. Ha vinto la voglia di cimentarsi, di provare, così come alle ore 12 sono entrati sul campo di gara tanti giovanissimi, senza numero, senza chip, senza classifica assolutamente. È stato un bel vedere, hanno vinto tutti, ha vinto il sorriso, ha vinto la gioia. Oggi ha vinto questo, lasciatemelo dire, questo comitato organizzatore, che ancora una volta ha dimostrato capacità organizzativa e non c'erano dubbi su questo. Federica Del Buono, la perla, la regina del Cross della Vittoria, potrebbe essere questo il leitmotiv di questa giornata che si sta concludendo. Ultime premiazioni e arrivederci alla 31esima edizione. Cosa ho provato? Entusiasmo, come chi ha corso. Presidente, un commento sul 30° Cross della Vittoria. Eccezionale, finalmente ho visto un atleta correre come si deve, correre bene, correre forte, battere anche i maschi, è veramente una bella soddisfazione, ma soprattutto anche perché tutti quelli che sono venuti, tanto per dirne una, gente da Dolo, da Venezia, che mi ha detto: i bambini miei di Centro di Ammetto lo Sport aspettavano questa giornata per venire, è un anno che aspettano di venire, ogni anno vogliono venire a fare la corri libero sui prati, quindi massimo livello tecnico ma anche promozione per i bambini. Sicuramente la presenza di Federica Del Buono ha, onorato, ha reso ancora più brillante questo importante compleanno. Beh, assolutamente, Federica io la conoscevo vista per televisione, ma è veramente una spanna, credo, sopra molte delle mezzofondiste italiane. Credo che avrà un grosso futuro e ci ha fatto onore veramente. Purtroppo tanti veneti non sono venuti a gareggiare, mi dispiace per loro, giustamente potevano venire e sarebbe stata la competizione ancora più valida, però lei è venuta, ci ha onorato, purtroppo ha fatto un po' gara a sé, diciamo quasi, però è veramente complimenti a lei.